Per annunciare la sua vittoria nel 1473 contro il signore turcomanno Uzun Hasan, ai governanti di Chio, colonia della Superba nell'Egeo, Maometto II, sultano ottomano, scrive in genovese. Lingua di mercanti e dogi, marinai e tecnici navali, il genovese è stato infatti anche lingua della diplomazia con imperatori e sovrani, popolare e aulica, dalla letteratura al teatro alle canzoni, dai lunari alle ricette. Ne declina lo straordinario patrimonio millenario una preziosa e originale mostra all'Archivio di Stato di Genova, scrigno di fonti vive di storia, memoria e radici per il futuro. Le fonti, come dice la stessa parola, sono l'origine di tutto e qui siamo all'interno di un istituto che vede proprio nella sua missione istituzionale quella della conservazione finalizzata alla fruizione delle fonti, ovvero il punto di origine, l'inizio di ogni storia è nelle fonti e il nostro compito è quello di fare in modo che il numero maggiore possibile di persone conosca questo inizio per potervi ritrovare il proprio presente, la propria identità e le prospettive di sviluppo futuro, individuale, soprattutto collettivo e sociale. La mostra Il Genovese, storia di una lingua, con documenti dell'Archivio di Stato e di altri importanti istituti culturali e di conservazione della città, è stata curata da Fiorenzo Toso e Giustina Olgiati. Lingua prima soprattutto parlata, il genovese assume forma scritta nel XII secolo e dal 200 sviluppa una ricca letteratura. Una lingua millenaria, ma appunto una lingua. Partiamo dall'anonimo genovese del 200 come apertura. Sì, è il pezzo che ci dimostra come questa lingua già nel 200, alla fine del 200, sia diventata addirittura la lingua della letteratura in versi. Oltre a questo bisogna dire che questo poeta anonimo è proprio il simbolo di Genova, ama la città è la protagonista delle sue liriche, non soltanto per rappresentare lo scontro con Venezia, ma anche per descrivere la città stessa. E ora andiamo a vedere come si snoda attraverso i secoli il genovese in tutte le sue articolazioni. Siamo già nel 400, ormai il genovese ha una dignità assoluta, è entrato nella lingua dell'amministrazione da tempo, è entrato nella lingua della diplomazia. Ci sono comunità musulmane, comunità ebraiche, comunità armene che si rivolgono ai genovesi in genovese. Sì, questo succede ovviamente nei luoghi dove i genovesi hanno il loro governo, quindi abbiamo fatto l'esempio della penisola di Crimea, dove a Caffa la comunità armena e la comunità ebraica si rivolgono in genovese non ai genovesi locali, ma addirittura ai protettori del Banco di San Giorgio, che sono poi i capi del governo centrale. Però la stessa pratica si ha anche con le potenze orientali, dai tartari nel 300 ai sultani turchi nel 3 e nel 400 e anche al sovrano di Tunisi. Si salta la parte in latino, i colloqui avvengono direttamente in lingua genovese, non possiamo certo pretendere che il sultano turco leggesse in genovese, ma i traduttori, i torcimanni che lavorano per entrambe le cancellerie sono dei genovesi che conoscono benissimo la lingua del posto e che fanno delle vere e proprie traduzioni autenticate. E la lingua genovese nei secoli ha saputo espandersi in tutto il mondo. Questo molto prima dell'emigrazione ottocentesca, ma questo attraverso i nostri mercanti, perché sono i nostri mercanti a essere anche ambasciatori dello Stato, sono loro ad aprire la strada e chi nasce a Genova nasce parlando genovese, il latino si impara a scuola, quindi la lingua genovese si estende in tutto l'arco del Mediterraneo, la costa dell'Africa, le isole dell'Egeo, la Crimea, prima ancora ovviamente di andare oltre l'Atlantico e ad arrivare in America Latina. Dai trattati con i sovrani, dai testi sacri a quelli di scienza, il genovese si sviluppa in tutti i campi, dalla letteratura con una straordinaria fioritura tra 5 e 700, alla poesia fino a Piaggio, Bacigalupo, Firpo, dal teatro del 600 fino a Govi, alla canzone fino a De André con Creusa de Mar. Nell'amministrazione, nella diplomazia, ma anche nella letteratura. Tra il 5 e il 700, diciamo, è molto fervida con figure come Foglietta, come Cavalli e altri. Sì, è anche questo che ci fa capire come siamo entrati proprio in un contesto linguistico, perché non è più solo un caso isolato scrivere in genovese, anche quella letteratura politica che nasce per esaltare il doge biennale vede le composizioni poetiche in lingua genovese. Cavalli porta questo
con Racitara ai massimi vertici, e questa lingua arriva anche nel teatro. Prima solo in alcune parti, quindi non una commedia secentesca interamente in genovese, ma alcune parti recitate in genovese, e poi con Steva De Franchi abbiamo la rielaborazione delle commedie di Molière in lingua interamente genovese questa volta, e si arriva quasi, diciamo, con un salto secolare a Niccolò Bacigalupo, che sarà poi la persona che fornirà inconsapevolmente, lui è già morto, ma le sue commedie come canovaccio per quella straordinaria figura di attore che è stato Gilberto Govi. E Gilberto Govi, oltre che appunto ai Manesi e a tutta la sua produzione che è assolutamente nell'immaginario quotidiano, ci porta anche alla canzone genovese degli anni '20. Sì, la canzone genovese nasce relativamente tardi, diciamo, rispetto ad altre, e nasce proprio con Mario Cappello, con Ma sì che penso, nel 1925, e devo dire che questa canzone, cantata da grandissimi interpreti, tra i quali Mina, fa vibrare le corde dei genovesi quando è recitata da Govi soprattutto. Quindi la canzone che nasce come canto nostalgico, come malinconia dell'emigrante, e poi successivamente, sempre nell'ambito del Novecento, evolve sulla base di altri ritmi. Pensiamo a un Natalino 8 sul ritmo dello swing, pensiamo ai ritmi da bossa nova e da canzone brasiliana, anche di Bruno Lauzi. Pensiamo poi all'inserimento della canzone in genovese nell'ambito dei ritmi del Mediterraneo, fatto principalmente a opera di De André, con Cresa de Ma e le prime canzoni, diciamo, cantate da questo famoso autore in genovese. Facciamo un salto indietro, siamo a metà Ottocento, c'è il primo dizionario genovese italiano. Sì, dobbiamo aspettare il 1841. Tra il 1841 e il 1857 abbiamo i 3 dizionari, l'Oliveri, il Casaccia e il Paganini, della lingua genovese. Rimangono adesso, diciamo, il punto di partenza imprescindibile della nostra lingua, anche per termini che il genovese, che è una lingua viva, magari non utilizza più. Quindi questo momento è fondamentale per lo studio della lingua genovese. E questa mostra, aperta sino al 2 dicembre, aspetta davvero tutti. Qui c'è un crogiolo di scienza, di conoscenza, ma anche di attrattiva e di curiosità. Ce n'è per tutti i gusti, ce n'è per tutti gli interessi, e penso che, anche perché la mostra è assolutamente gratuita, non debba restare di qui al 2 di dicembre, che è la data di chiusura della mostra, un solo genovese che non abbia visto la mostra.